Allora, ritorniamo, ho chiesto un po' dal punto di vista legale, però rilacciandomi al discorso di di un federalismo più spinto, un'autonomia della Regione Veneto. Questo sembrava che il referendum sull'autonomia dovesse avvenire quasi in concomitanza, alcuni auspicavano con lo stesso referendum, poi non è possibile, insomma comunque ci sarà probabilmente nel prossimo anno, a questo punto, perché ormai siamo giunti già verso il termine, ci sarà il referendum della Regione del Veneto sull'autonomia. Secondo lei è una via percorribile in che termini dal punto di vista legale e come dopo si andrebbe a scontrare qualora il Veneto manifestasse questa volontà di una maggiore autonomia? Si andrebbe sempre a trattare a Roma comunque su questo, che poi se il referendum sulla riforma costituzionale dovesse passare con il sì, Roma ti dice per interesse superiore dello Stato zitto Veneto, non ti voglio far niente e ti mette a tacere. Se questo non avviene forse qualche margine in più ci potrebbe essere, o sbaglio? Assolutamente. Allora, innanzitutto ciò che il governatore sapientemente fa è quello di chiedere al proprio popolo di esprimersi e di dare quindi forza alla sua azione. Fa una consultazione, alla fine è il popolo veneto che deve decidere che cosa vuole fare del proprio futuro. Quindi la richiesta di maggiore autonomia, o quindi comunque di autonomia rispetto a tutto il resto, è una richiesta che si farà attraverso questo referendum, dando la possibilità all'elettore di andare e di mettere una croce sul sì o sul no. È chiaro che più gente andrà a votare e più gente dirà sì, voglio e sono per la richiesta di autonomia, maggiore sarà la forza anche da parte del nostro governatore nel momento in cui scenderà a Roma e dirà adesso, caro X persona, chi sarà, non lo so, insomma, se sarà ancora Renzi, se sarà ancora Mattarella, insomma vedremo cosa succederà nel frattempo, ma sarà capace di andare a Roma e di dire con forza: il popolo veneto oggi si è stancato di questa situazione, quindi o ci dai... Ma chiedere cosa esatto, per quali temi potrebbe essere interpellata nella maggiore autonomia? Beh, quando tu parli di autonomia lo chiedi su tutto, quindi l'autonomia la chiedi da un punto di vista totale, poi è chiaro che quando vai a trattare bisogna capire anche cosa riesce a portare a casa. Perché si parlava di fiscalità, no? Però è chiaro che la fiscalità, insomma, quello della fiscalità è un tema sicuramente più vicino e più... Con più risorse fai più cose. È più sensibile, perché con più risorse fai più cose, ma è altrettanto vero che anche da un punto di vista, diciamo così, generale, la regione che può avere più competenze anche nella propria gestione, insomma, diventa fondamentale avere, se ha più libertà, poter agire meglio, poter amministrare meglio, e per chi poi alla fine? Per il territorio, quindi sotto tutti i profili. Bisognerà capire che tipo di risposta abbiamo e subito dopo questo referendum costituzionale ovviamente verrà fatto questo sulla autonomia e se riusciremo ad avere un rapporto schietto nei confronti dello Stato che ci possa dare, diciamo, un riscontro positivo. Se non lo dovesse dare, cosa succederà? Non lo so, vedremo, ci consulteremo, vedremo anche il nostro Presidente cosa deciderà di fare. Assolutamente, quindi saranno anche questi degli ulteriori passaggi diciamo così, determinanti. E a questo si collega un altro aspetto, gli equilibri politici, le alleanze e le nuove figure anche che emergono dal partito di destra, diciamo così, Forza Italia, quel che ne esce, eccetera, nuove figure rappresentative, nuovi accordi, da sola la Lega non riesce a far breccia, è vero, non è vero, insomma che cosa si sta delineando? Beh, si sta delineando diciamo così, uno scenario interessante secondo me anche dal punto di vista poi storico. Credo che questo periodo storico verrà studiato, insomma, nei libri di storia, perché siamo di fronte a un nuovo modello, non c'è più, l'ha detto bene anche Salvini, non c'è più un centrodestra, non c'è più la destra e la sinistra, è qualcosa a parte che lo diceva Zagabe, che cos'è la destra e cos'è la sinistra nella sua famosa canzone, ma oggi esiste un partito che come il nostro, quindi quello della Lega, riesce a
catalizzare un sentimento di identità, di comunque bisogno di più sovranità, che è una richiesta che oramai arriva proprio dal basso, quindi l'unico capace di interpretare realmente le istanze del popolo siamo oramai solo noi, perché i comunisti non ci sono più. Il PD non si sa più che tipo di prospettive possa avere e da chi soprattutto è comandato. Forza Italia è anche lui stanno subendo, diciamo così, comunque un'operazione di rinnovamento anche al loro interno, e poi abbiamo comunque una destra che con noi collabora, e la figura, diciamo, di questo partito che si chiama 5 Stelle, che è in ascesa per alcuni versi. Per il momento ancora. Insomma, io credo che oramai insomma, parlare di movimento sui 5 Stelle sia un po' anacronistico. Insomma, ormai comunque è un blocco sempre che è cresciuto. È un blocco che è cresciuto, però dal mio punto di vista corrisponde a un'operazione che era nata anche in maniera intelligente, insomma, con Grillo e con Casaleggio, che però non ha portato a un modello nuovo di, diciamo così, di gestione dello Stato e di rappresentatività di cosa si vuole poi per il futuro. Ha portato sicuramente un'antipolitica interessante anche da questo punto di vista, quindi come messaggio, quindi chi vota 5 Stelle si è stufato, insomma, del sistema. E però poi quando porti questo movimento, questa classe dirigente al governo, scopri che c'è molto spesso, insomma, una impreparazione di fondo, e soprattutto qual è la connotazione politica a cui dai diciamo così, risalto all'interno di questo movimento. Non lo si sa bene, perché dentro c'è un po' di tutto. Almeno ritengo che invece in Lega ci possa essere sì voglia di cambiamento, quindi chi vota Lega ha in mente un cambiamento, ha in mente bene che cosa significa investire su questo nuovo modello di Stato che noi vogliamo in senso federale, che noi vogliamo con una tassazione di questo tipo, che noi vogliamo non più soggetto a queste regole europee, che noi non vogliamo più con questo euro, e quindi insomma diamo un'impostazione. E poi abbiamo una classe dirigente nostra interna che è cresciuta comunque con un partito, che noi comunque il partito lo siamo, che anche a livello più basso, che a livello più territoriale, sta investendo molto sulle persone e sta investendo molto sulla crescita anche amministrativa di queste persone, che devono poi formare l'ossatura di uno Stato, perché è inutile pensare di andare a governare a Roma e non avere poi la capacità di governo locale sia sulle città e sia sulle regioni. Noi abbiamo bisogno di avere classe politica capace, con merito, quindi consapevole di quello che fa e non certo allo sbaraglio, insomma. Ecco, da questo punto di vista, lei appunto dice un percorso di crescita politica per andare un domani a governare Roma, quindi vabbè, i diversi ruoli, i diversi livelli, eccetera. Chi potrebbe essere nella Lega un nuovo leader, senza toccare il discorso di segretariato o meno, però in grado di porsi come candidatura in alternativa a un Renzi o quant'altro? Ma guardi, credo che sia oggi prematuro dire chi può essere, diciamo, la persona in Lega da spingere per questa operazione. Dal punto di vista televisivo e quindi i mass media hanno già lanciato sia Salvini sia Zaia. Credo che non sia questo il problema, credo che invece il problema possa essere altro, cioè prima di tutto capire esattamente che cosa si vuole fare, poi la persona adatta per andare a fare il primo ministro e quindi a governare questo paese, ripeto, sarà oggetto di accurato esame anche nel momento in cui andiamo a sviluppare anche quella che sarà la nostra candidatura, ma poi bisogna capire anche le alleanze con chi le farai e se soprattutto le farai, perché non è detto che la Lega debba correre con qualcuno per forza, insomma. Noi abbiamo, si lascia assolutamente no, noi abbiamo la nostra idea, anzi probabilmente molte volte
qualche alleanza ha portato qualche, diciamo, problema più che vantaggio. Infatti li staremo a vedere. Allora, siamo arrivati al termine. Grazie segretario, sei stato qui con noi. Grazie ricordiamo ancora venerdì e sabato la festa provinciale della Lega Nord, La Gaetana, a Padova al Teatro Geox, aperta a tutti, quindi sì. Un'occasione per confrontarsi, per stare anche insieme. Penso che sia una cosa anche divertente, piacevole, certo, assolutamente. Senza dubbio ci sarà anche gastronomica, perché no? Quindi sempre momenti alternati che saranno importanti. Noi la seguiremo, quindi vi renderemo partecipi per coloro che non potessero raggiungere, magari non sono neanche del territorio, la sede, e quindi vi renderemo partecipi con una trasmissione che seguirà appunto i momenti clou, quelli più caldi, dei tra virgolette big della Lega, e quindi anche la serata in modo particolare di venerdì. Grazie ancora segretario, grazie a voi di averci seguito, appuntamento come sempre a prestissimo. Di nuovo, arrivederci.